Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, sesto appuntamento del 2023. Dopo aver visto i principi della difesa integrata, cominciamo a verificare gli esempi di applicazione di questi principi nelle colture erbacee. Abbiamo visto nell'ultima puntata come il primo caso sia la difesa integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo. Dobbiamo considerare questo argomento tra i primi dell'anno, e abbiamo visto come dei trattamenti alla semina per controllare le notue non abbiano senso per diversi motivi. Il primo, quello che non conosciamo al momento della semina ancora se vi saranno attacchi, e il secondo che normalmente trattamenti fatti molto tempo prima non riescono a controllare soprattutto delle larve così grandi come quelle delle notue. Quindi abbiamo visto che per le notue dobbiamo applicare il modello previsionale e decidere a seconda della situazione reale dell'anno seguendo il bollettino. Oggi vediamo altre malattie, altre avversità su cui prendere delle decisioni a livello di semina del mais. Una di queste è la problematica delle virosi. Le virosi del mais possono causare problemi soprattutto nelle zone dove il vettore del virus, un cefalcide, può spostarsi da dei prati permanenti, da prati stabili alla cultura del mais. Nel Veneto queste zone sono limitate soprattutto oggi alla pedemontana e l'incidenza di questa malattia è molto bassa e localizzata in zone particolari. Quindi normalmente il rischio è molto basso, qualora e non è necessario fare nulla. Qualora mi trovi però nelle zone pedemontane dove la presenza del vettore è importante, dove potrebbero esserci dei rischi, c'è un'alternativa non chimica di sintesi per poter controllare la problematica delle virosi, e questa alternativa sono gli ibridi tolleranti e resistenti. Buona parte del materiale genetico a disposizione ha una certa tolleranza alle virosi, e quindi la scelta di questi materiali, confrontandosi con le società sementiere, è decisiva per evitare qualsiasi problema. Quindi l'applicazione della difesa integrata contro le virosi porta alla necessità di fare trattamenti alla semina del mais con insetticidi pari a zero. Troverete tutti i dettagli e come applicare nel dettaglio la difesa integrata dalle virosi nei prossimi bollettini Cultura Erbacee, che potete trovare sul sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org, oppure potete ricevere chiedendo e scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org.